progetto Desterrados de Iris e de Ove nasce dall'idea di monitorare in senso storico l'idea dell'emigrazione come movimento, come dinamica, a partire già dai primi esempi di emigrazione politica, che sono quelli che troviamo dopo la sarda rivoluzione con Jean Marie Angioy, esule a Parigi, e che in questa città morirà nel 1808. Partendo da Angioy, dai suoi sodali che sono stati esuli in Francia, in Corsica, ecco, abbiamo affrontato anche le diverse tipologie di migrazione che hanno visto protagonista la Sardegna e i sardi in diverse parti del mondo. Sono viaggi legati al non avere altra scelta, al non poter rimanere qui. C'è l'esilio, quando se stai nella tua terra vieni arrestato, vieni perseguitato. Il lavoro di ricerca si è principalmente circoscritto alla classe quarta sezione A del liceo scientifico Spano, con alcuni elementi della classe terza. È stato un lavoro che si è portato avanti su due filoni, sia quello archivistico che quello documentario. E abbiamo monitorato tutta la mole di notizie cronachistiche in particolare, oppure anche reportage di fine Ottocento sulle condizioni dei sardi, soprattutto nel Brasile. Dalle migrazioni di fine Ottocento a quelle dei primi decenni del Novecento, alle migrazioni della rinascita del secondo dopoguerra, fino alle migrazioni più recenti, quelle dei giovani sardi che vanno a cercare lavoro all'estero. E poi abbiamo anche affrontato il problema delle immigrazioni, cioè di coloro che storicamente hanno visto la Sardegna come terra di approdo per la ricerca di migliori condizioni di vita, nel passato come nel presente, fino a coloro che arrivano con i barconi e che vengono accolti nelle case così di soggiorno e di accoglienza, che comunque ci sono, che fanno un servizio, certo, e che suscitano anche tante polemiche, ma di questo noi non ci siamo occupati. Tra le tante storie che sono state nucleate ai ragazzi ha colpito in particolar modo quella di un contadino, Efisio Ponti, che nel 1896 parte per il Brasile. Storie di migrazione, di sofferenze, di lavoro, ma anche storie spesso positive, come quella di Carlo Cossu di Usini, che è stato il primo viceconsole in Australia e che per quella terra lontana è partito a metà Ottocento, appunto, dall'Italia. Tra i momenti topici di questa esperienza la visita alle fonti documentarie. I ragazzi sono stati accompagnati nell'archivio di Stato, hanno compulsato giornali, riviste, hanno visto filmati, ecco, quindi hanno potuto prendere visione dei materiali che danno conto, che sono in grado di dare conto di che cosa è stata e che cosa sono state le migrazioni della storia. Si
Si è scelto l'Archivio di Stato poiché l'Archivio di Stato di Sassari, presso quell'istituto sono conservate le carte ad esempio del fondo della questura o diversi atti notarili che raccontano queste vicende. Una delle vicende che ha colpito maggiormente i ragazzi è stata l'esperienza di due poveri artigiani sassaresi, marito e moglie, ai quali nasce una coppia di gemelle, Rita e Cristina, che però sono unite a livello della vita. Una coppia di gemelle siamesi decidono di effettuare una sorta di viaggio e raggiungere prima Parigi e poi Londra per mostrare ai gabbinetti scientifici questa creatura particolare. La creatura muore qualche mese più tardi. Mi è piaciuta molto la carta, sembra strano però mi piace aprire i libri, sfogliarli. A me sono piaciute particolarmente le pubblicità degli anni 50, poiché a me piacciono gli anni 50 ed è bello appunto vedere come siano reali. Mi sono rimasti particolarmente il modo di scrivere che hanno utilizzato sia nei giornali, che sono documenti un po' pubblici, ma anche nelle carte testuali che vengono usate anche nei privati. Per andare nel futuro è importante conoscere anche il passato. C'è una grande partecipazione, un grande interesse da parte delle ragazze e dei ragazzi della classe che attraverso lo studio dei documenti, l'ascolto anche delle lezioni che ha fatto il dottor Ted, hanno scoperto anche loro stessi, cioè sono venute fuori storie personali che non c'era mai stato il modo di condividere. I ragazzi sono stati molto partecipi e molto interessati, hanno dato anche un contributo notevole perché hanno portato la loro testimonianza, per esempio, di esperienze di migrazione nelle loro famiglie, ma le nostre stesse scuole ormai sono teatro di studenti che vengono da fuori, cinesi, rumeni. Mio padre è venuto dalla Romania qua in Sardegna con mia zia in seguito a degli studi di mia zia in quanto non hanno lo stesso valore che hanno qua in Italia. Io dopo qualche anno l'ho raggiunto con mia madre, avevo 4 anni. Giovanni Mariangioi è nato in esilio in Parigi, quindi ha lasciato la sua terra come io ho lasciato la mia terra per essere qua in Italia. Okay. Siamo stati a Bono, nel paese natale di Giovanni Mariangioi, dove abbiamo potuto visitare il paese, il murale dedicato alle vicende angioiane, e abbiamo visitato alcuni siti, la sua casa natale, il colle di San Raimondo dove i bonesi respinsero le truppe viceregge che sono venute da Cagliari nel 1796 per radere al suolo il paese dell'Alternos. E quindi i ragazzi con grande entusiasmo e con grande effervescenza hanno potuto trascorrere una mattinata in questo territorio, teatro di una storia importante per la Sardegna, ma non solo, direi una storia importante per tutta l'Europa. Io credo che progetti come questi siano progetti di grande utilità didattica, siano progetti formativi, siano progetti che servono a dare misura di quanto gli uomini e le donne, quando entrano dentro i profondi meandri della loro umanità, siano tutti uguali e abbiano tutti
gli stessi titoli e gli stessi diritti. Ma babudo che ste migradu a Malagana in una terra fritta e lontana, capitino che disesperato hanno in treo disoccupato e non va verso de cambiare, ma desa cosa si in andare, si questa crisi non ha da finire, a te l'orba posano fuire. Tu non pianga